Dove andare e come andare? Diretto a Bari e il treno è stato cancellato, l'ho preso adesso. Ho una coincidenza da Padova con Frecciarossa alle 15:21, quindi cercherò di farmi accompagnare a Padova direttamente. Un disagio. Sì, molto, però è successo e penso che sia a causa del tempo, quindi non possiamo farci niente, insomma. Quanto aumenterà il suo viaggio di tempo? Se riesco a prendere il Frecciarossa da Padova, zero, però questo non lo so. Può darsi che cambio idea e torno a casa in macchina e quindi stravolgo il mio programma. Noi siamo andate alla fiera di Vicenza, labilmente, arriviamo da Estrana e quando siamo arrivati qua alla stazione 10 minuti fa siamo andati a cartellone per controllare l'orario e il nostro treno è soppresso come tanti altri. Ora, ci hanno detto che dovrebbe arrivare un autobus dove però ci stanno solamente 50 persone, quindi noi ci siamo attrezzate chiamando il figlio della mia amica che viene a prenderci. Adesso cosa fate? Attendiamo che arrivi, sperando magari che arrivi la navetta che ci hanno promesso e riusciamo a imbucarci dentro. Arrivo da Monselice, provincia di Padova, io faccio pendolare ogni giorno e è un problema molto grande per me tornare a casa oggi. Treno soppresso. Sì, soppresso, io prendo sempre il treno delle 2:03 e oggi è soppresso, adesso non so come tornerò a casa. Noi siamo arrivate da Udine e adesso si dovrebbe ritornare verso Treviso, però qua nessuno non ci dice. Informazioni zero perché dobbiamo aspettare l'autobus ma non sappiamo da dove arriva, dove dobbiamo prenderlo e né niente.